Dopo il servizio di leva nell'aeronautica militare ho fatto per quasi 4 anni il camionista. Dopodiché ho deciso di fare, perché mi è sempre piaciuto anche stare al servizio delle persone e tutto, e entrare nella Polizia di Stato. 12 anni alle volanti, sono stato al commissariato di San Marco, sono stato a Merano, sono stato in Calabria, in provincia di Cosenza e anche a Milano. 60 anni appena compiuti, Francesco Palmiotti, il poliziotto più anziano in servizio alla Questura di Venezia, va in pensione dopo 38 anni. Sono il più anziano in servizio della Questura di Venezia sicuramente, e forse anche di tutta la provincia di Venezia. In questa lunga carriera Palmiotti ha vissuto 3 cambi generazionali. E sebbene che sono entrato nell'82, ma e la riforma è venuta nell'81, c'erano già, non c'erano i gradi, cioè c'erano i gradi ancora militari, quindi c'erano il brigadiere, c'era il capitano, c'era il maggiore, il colonnello e tutto il resto, le compagnie, c'erano le compagnie, i plotoni, roba. Poi successivamente sono arrivati i gradi nuovi. E poi dopo, adesso quest'ultimo, dal 12 di giugno sono arrivati altri ulteriori gradi nuovi, quindi ho vissuto 3 generazioni praticamente. Nel corso degli anni alcuni aspetti a suo avviso sono migliorati, altri invece un po' meno. È migliorato secondo me per quanto riguarda, ecco, ci sono stati degli aiuti tecnologici, quindi con telecamere, E devo dire una cosa, però è ridotto un po' il personale effettivamente, quindi una volta c'era più controllo e adesso leggermente meno, però insomma dai, noi siamo sempre presenti sul territorio, indipendentemente che siano tanti poliziotti o meno poliziotti. Noi il nostro lavoro lo facciamo sempre. Quando uno chiama il 113, per qualsiasi esigenza la polizia arriva. Dopo tanti anni di servizio, adesso che cosa farà dalla prossima settimana, insomma dal 1° agosto? Dal 1° agosto? Mi godrò un po' di ferie sicuramente e poi dopo coltiverò qualche hobby,